Autobus turistici, ci risiamo con le inadempienze e arrivano le ingiunzioni per costringere a pagare la tassa di stazionamento. Ci ha pensato il dirigente del competente settore del municipio di Agrigento, Cosimo Antonica, il quale ha firmato 10 ingiunzioni di pagamento per altrettanti proprietari di autobus turistici sorpresi dalla polizia locale alla Panoramica dei Templi, in via Passeggiata Archeologica, in via Caduti di Marzabotto. L'importo della sanzione era di 100 euro ad autobus, somma non pagata che ha fatto scattare le ingiunzioni firmate da Cosimo Antonica che potrebbero essere adesso oggetto di ricorso al giudice di pace. Rimane comunque il problema del parcheggio dei mezzi, i cui autisti usano tutti gli spazi ritenuti idonei per sostare. Succede a nord di Agrigento come nei quartieri a sud della città, con seri rischi per la circolazione stradale. Ricordiamo che fu proprio Cosimo Antonica, da comandante della polizia locale, sollecitato da più parti ad interessarsi della questione. Antonica, ai microfoni di TVA, aveva annunciato la costituzione di un'apposita squadra di agenti per stroncare l'abitudine degli autisti a parcheggiare ovunque. Questo del parcheggio selvaggio comunque rimane un problema attenzionato dai vigili urbani, ma si interviene compatibilmente con la grave carenza di agenti.